Spumante Italia 2021, seconda giornata del convegno, siamo qui con Riccardo Cottarella, siamo su questa meravigliosa terrazza, abbiamo sentito parlare tanto di spumatizzazione italiana in questi giorni e abbiamo scoperto purtroppo che l'Italia è prima in termini di quantità, ma purtroppo è ancora un po' alla rincorsa sulla quantificazione, cioè sul farsi pagare. Quindi, da che parte andiamo? Bisogna guardare il problema con tanto realismo e tanta obiettività. Lasciamo da parte il fenomeno Prosecco, un fenomeno secondo me irripetibile. Che però rappresenta numeri importanti. Insomma, parliamo di 600 milioni di bottiglie, apposta l'ho chiamato fenomeno. Per quanto riguarda l'altra spumantistica, noi siamo un paese giovanissimo. Abbiamo questo gap, non è incolmabile, ma comunque molto ampio con il champagne. Ma abbiamo anche il motivo di essere abbastanza ottimisti. Noi offriamo a livello spumantistico una biodiversità che la Francia non offre. Senza dubbio. La Francia offre spumante e champagne favolosi, Chardonnay, Pinot Nero, Chardonnay. C'è un po' di biodiversità dovuta all'uomo. Qualche Cremant con il Chenin Blanc, però insomma, sì, ma piccole insomma, nicchie. Maggiormente, ecco, 99% sono i due vitigni. Le differenziazioni su quei due vitigni sono date essenzialmente dalla permanenza sui lieviti e dalla liqueur d'espedizione. Quindi diciamo è una tecnica umana. È il metodo che influisce. Esatto, è il metodo, ma su due fattori, permanenza sui lieviti e liqueur d'espedizione. Permanenza nel legno, legno senza legno, sono cose che applichiamo anche noi, ma noi abbiamo un altro potenziale che deve venire fuori tassativamente e queste iniziative di Bablos ben vengono perché sono gli altari dai quali dobbiamo predicare una biodiversità che lo Champagne non ha. Dal Piemonte, Lombardia, tutte le regioni oggi offrono dei metodi classici da favola. Dobbiamo raccontarli. E dobbiamo cercare di unirli in qualche modo sui mercati, perché la grande forza dello champagne è quella che va sul mercato, boom, lo champagne è un grande gruppo. L'Italia è, con tutte queste peculiarità, sono punti di forza, ma forse un po' di debolezza sui mercati? Io ritengo che sono punti di forza in questo senso, logicamente, ripeto, vanno divulgati. Divulgati. Champagne è champagne. Noi abbiamo spumanti con il nome del vitigno, con il nome del territorio. Non possiamo avere spumanti in senso generale perché diversamente andremo ad offuscare o a nascondere questa importanza notevole del vitigno e del territorio. Ma chi può offrire come noi uno spumante metodo classico fatto con nerello mascalese su un vulcano a 1200 metri di altezza? Chi può offrire uno spumante metodo classico con Negramaro? No, i vini sono soffiati in contrapposizione a due venti provenienti da due mari diversi. Non è soltanto un discorso, diciamo, di materialità, di terreni, ma anche di racconto. Certo. Anche di racconto. Cioè i francesi hanno questa bella storia, che poi non è mica ma non ho detto una cosa, non è tanto vero che Dom Pérignon sia stato l'inventore. È probabile di no. Si dice che abbia un po' rosicchiato, no? Loro sono molto bravi, guarda la Gioconda, a fare questi interventi. Da un produttore inglese che ha fatto una doppia fermentazione con il cedro, no? Col succo di cedro. Quindi, però la sanno raccontare. Capito? Questo frate che per passatempo, per passione si è inventato la spumazione in bottiglia, fa appeal. Ma porca miseria, ma raccontiamo quello che abbiamo noi. È il nostro compito. È il vostro compito. Assolutamente. Noi enologi abbiamo il compito, lo stiamo facendo abbastanza bene, non ancora al massimo ma ci arriveremo, di far nascere questi prodotti. Ma se non c'è chi lo racconta è un lavoro inutile. E lo faremo insieme, sono convinto che potrà essere la sfida dei prossimi anni. E questi eventi sono ideali per mostrare al mondo ciò che siamo, che facciamo, con che cosa lo facciamo, dove lo facciamo, eccetera, eccetera. Grazie tante, è Grazie stato un piacere. Grazie a voi.